Questo è il risveglio di Vicenza, tra le città più colpite da quest'ondata di maltempo che ha mandato sott'acqua la zona di Sant'Agostino, lungo la roggia di Oma che sfocia nel Retrone, allagati alcuni condomini in viale Fusinato e sott'acqua anche lo stadio Menti, interdette al traffico, le vie limitrofe, stadio la cui situazione, dal sorvolo effettuato con l'elicottero della Guardia di Finanza stamani con sindaco e prefetto, appariva così. E fra un paio d'ore arrivano altri a darci il cambio a supporto. Sapete già in quali zone sarete destinati? No, siamo destinati qua perché è prevista per tutta la notte prosciugamento perché dell'acqua ce n'è tanta. Vigili del fuoco e volontari operativi per centinaia di richieste di intervento. E anche il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è operativo sul territorio. Abbiamo 100 uomini del Comando Provinciale che sono impegnati nelle operazioni prevalentemente di prosciugamento delle strade e dei sottopassi. E a questo si aggiunge anche la richiesta di soccorso ai comandi provinciali di Verona, di Padova e di Treviso, quindi addirittura anche con l'ausilio proprio delle unità navali di soccorso che in questi casi sono prontamente operative. Interventi principali che hanno riguardato prosciugamenti di cantine e garage, ma anche persone portate in salvo perché rimaste bloccate in automobile nelle strade allagate. Oltre a 7 persone rimaste isolate in un maneggio a Montebello, nella zona del bacino di laminazione, che sono state evacuate con l'elicottero. Evacuati con un gommone 10 impiegati delle poste rimasti bloccati al centro di smistamento di via Mario Sticana. E stamattina è stata disposta anche la chiusura della tangenziale di alcuni ponti della città. Livello alto del Retrone, per cui fino al pomeriggio sono state invitate le persone a spostare i veicoli da strade piazzali, specie in zona industriale, mentre il livello del Bacchiglione, che fu il principale responsabile dell'alluvione del 2010, si sta lentamente abbassando, anche grazie all'apertura del bacino di laminazione di Caldogno e dell'Orolo, che hanno raccolto 1.600.000 metri cubi d'acqua, che altrimenti si sarebbero riversati su Vicenza.